Emergenza furti a Chioggia. Dopo la protesta dei residenti e la ventilata idea di dar vita a delle ronde notturne, il sindaco Giuseppe Casson ha deciso di chiedere aiuto al prefetto. In una lettera urgente, il primo cittadino illustra la situazione, che è particolarmente critica nelle frazioni, dove polizia e carabinieri sono meno presenti, e chiede al più presto un incontro del Comitato Provinciale per la Sicurezza, sollecitando maggior coordinamento tra le forze dell'ordine. Percepiva la pensione di invalidità e intanto andava a ballare. L'uomo in questione, un operaio 59enne di Ponzano Veneto, è stato condannato dal Tribunale di Treviso a 4 mesi di reclusione per truffa ai danni dello Stato. Inoltre dovrà restituire la pensione di invalidità che ha percepito per anni, in tutto poco più di 60.000 euro. Era stato beccato miracolosamente agile e scattante in sala da ballo, dove andava 3 volte la settimana per dedicarsi alla salsa e al merengue, la sua passione. Buco alla Cassa Peotta di Albignasego. Un centinaio di persone si sono presentate nella sede del bar centrale per ricevere i soldi messi da parte durante tutto il 2013, ma con sommo disappunto si sono visti consegnare soltanto il 20% di quanto depositato. Mancano all'appello ancora 175.000 euro che, a quanto affermano i responsabili, sarebbero stati prestati. Intanto i carabinieri hanno sequestrato tutti i documenti contabili per consegnarli alla finanza e i soci furibondi aspettano.